San Benedettulano di Vincenzo Rodotà è il libro presentato questo pomeriggio a Cosenza nella terrazza della Pellegrini Editori. Si tratta di una raccolta di notizie, documenti, ricerche storiche e il contributo dei Rodotà dei Coronei alla storia e alla cultura nazionale albanese. A riportare alla luce e raccogliere i documenti messi insieme da Vincenzo Rodotà, sua figlia Anna, che parla della pubblicazione di questo materiale come di un sogno che si avvera. Nasce dal fatto che ho inteso raccogliere questi scritti di papà affinché non venissero sotto il moggio, cioè non venissero dimenticati. Allora mi sono rivolta agli amici editori Pellegrini, ho parlato con loro di questo fatto e la cosa stasera si è conclusa. Ne sono felice perché abbiamo portato in porto una cosa alla quale un sogno, ho realizzato veramente un sogno che non immaginavo di avere mai potuto realizzare. Ad intervenire alla presentazione del volume Ermanna Carcigreco, di origini albanesi di San Martino di Finita, amica di Anna Rodotà e che ha contribuito alla raccolta dei documenti storici, è il docente di latino Leopoldo Conforti. Il volume si mostra come una testimonianza allo stato puro dell'importanza nella storia del nostro paese delle comunità Arbrescia, un popolo salvato dal condottiero e patriota Giorgio Castriota Scandemerg, che in Calabria conta una maggiore presenza. Conta infatti 58.425 persone che parlano la lingua albanese e importanti comunità Arbrescia abitano in almeno 30 comuni della regione, in particolare in provincia di Cosenza. Il merito di aver propagato la cultura tra gli albanesi d'Italia va dato alla illustre e benemerita famiglia Rodotà dei Coronei di San Benedettulano. Il sacerdote Stefano Rodotà aveva compreso che il miglior modo di istruire i suoi connazionali sarebbe stata la creazione di un collegio in Calabria con a capo un vescovo di rito greco. Felice Samuele Rodotà, fratello del precedente compagno di studi di Papa Clemente XII, ottenne ampie e formali assicurazioni in proposito e l'11 ottobre 1732 veniva fuori la prima bolla di fondazione del collegio, che in onore all'illustre fondatore veniva denominato Collegio Italo-Albanese Corsini. Il Rodotà, nella sua qualità di arcivescovo, otteneva la facoltà di conferire lauree dottorali in filosofia teologica. Il libro dunque ne rappresenta una testimonianza forte.